Siamo con il concerto musicale Ambaradan. Allora, iniziatevi a presentare. Alessandro Menghi, voce e chitarra del gruppo. Maurizio Scocco, basso. Michaelelli, batteria. Cristian Riganelli, fisarmonica. Antonio Felicioli, flauti e sax. Paolo Galassi, chitarra e mandolino. Allora, spesso nelle vostre canzoni affrontate temi di natura sociale. Secondo voi la musica può svolgere una funzione sociale? No, sicuramente sì, diciamo che la musica in passato ha svolto questa cosa qua. Per quello che ci riguarda è un modo di essere noi stessi, cioè è un modo di riuscire a tirare fuori quello che sentiamo su certi argomenti che ci stanno chiaramente a cuore, perché non è che si può scrivere se qualcosa non ti tocca nel profondo. La grossa cosa e caratteristica di questa formazione, secondo me, è il fatto che comunque ci sono degli elementi predisposti a concretizzare questo concetto, diciamo, questa situazione, perché comunque ci sono degli elementi, diciamo, in qualche maniera, se vogliamo, predisposti a questo tipo di cose.